È l'ora della grande vicinanza, le parole del cardinale Bagnasco ai funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi. Genova non si arrenda, ha proseguito affidando a Maria il dolore dei familiari. Nella notte ritrovati i corpi di 3 dispersi sotto le macerie del ponte della Valpolcevera. Si tratta di una famiglia straniera che transitava sul collegamento. Salgono a 41 le vittime. Il Tigul ha partecipato al lutto nazionale, serrande abbassate, le campane della diocesi hanno suonato alle 11:30 in coincidenza con i funerali, sentimenti di partecipazione e richieste di giustizia. Si sono rinnovati a Pezzonasca di Moconesi le celebrazioni per la Madonna dei Fiori, la festa nata 60 anni fa per chiedere a Maria di preservare dalla grandine le colture floricole. Sono 21 i bambini ucraini ospiti in famiglia del Tigulio, trascorreranno un periodo di vacanza sino al 27 agosto. Molte associazioni si stanno prodigando per allietare il loro soggiorno. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Oggi è la giornata del lutto nazionale proclamato per le vittime del crollo del ponte Morandi sul viadotto autostradale della 10 della Valpolcevera a Genova. E questa mattina nel padiglione B della Fiera del Mare a Genova sono stati celebrati i funerali di Stato presieduti dal cardinale Angelo Bagnasco e concelebrati da tutti i vescovi della Liguria. Partecipazione, silenzio e preghiera sono stati i sentimenti che hanno prevalso durante la liturgia funebre. Il cardinale Angelo Bagnasco, che ieri aveva ricevuto la telefonata di Papa Francesco, unito nella preghiera e nella vicinanza, ha espresso il comune sgomento e al tempo stesso la vicinanza di tante persone. Ha incitato Genova a non arrendersi, a tirare fuori il meglio per riprendere il proprio cammino. Sentiamo una sintesi. Sgomento e vicinanza, una profonda ferita e al tempo stesso una catena infinita di solidarietà. Sono diversi i sentimenti evocati dal cardinale Angelo Bagnasco nell'omelia pronunciata durante i funerali delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Alla Fiera del Mare sono presenti le massime cariche dello Stato, istituzioni regionali e locali e tante persone accomunate da un dolore sconfinato che ha suscitato incredulità e al tempo stesso partecipazione in tutta Italia e da diverse parti del mondo. Bagnasco parla di uno squarcio nel cuore di Genova, ma, prosegue il presole, quanto più ci sentiamo deboli ed esposti, tanto più sentiamo che i legami umani ci sono necessari. Come un ponte ci permette di varcare il vuoto, così la fiducia ci consente di attraversare le circostanze facili o ardite della strada terrena. Il discorso del cardinale arcivescovo è interrotto 2 volte dagli applausi. La prima quando evoca il carattere del genovese, spesso riservato e nascosto, ma capace di grande sentimento. Noi genovesi sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi e che spesso resta riservato, quasi nascosto, schivo. Il secondo applauso quando viene sottolineata la tempestività della rete organizzativa a tutti i livelli e la disponibilità generosa di chi, ininterrottamente da martedì, prosegue nelle ricerche. La professionalità generosa di tutti, a cominciare dai vigili del fuoco, È l'ora della grande vicinanza, conclude Bagnasco, affidando a Maria assunta in cielo la capacità di ciascuno di guardare in alto. Guardare a lui, sottolinea, ci eviterà la disperazione e potremo tornare a guardare con coraggio il mondo. Uno sguardo che oggi è tornato a riempirsi di lacrime e partecipazione quando, durante la preghiera eucaristica, Monsignor Alberto Tanasini ricorda i nomi di tutte le vittime. E nella notte è stata recuperata la carcassa di un'autovettura andata distrutta nel crollo del Ponte Morandi, a bordo della quale viaggiava una famiglia composta da 3 persone, i cui cadaveri sono stati recuperati e composti nell'obitorio. Salgono così a 41 le vittime al momento ritrovate sotto le macerie del ponte, 2 le persone che risulterebbero ancora disperse. Questa mattina siamo tornati proprio nella zona del Ponte Morandi, dove ininterrottamente da martedì stanno lavorando i soccorritori e dove le operazioni vengono seguite ogni giorno da tante persone, abitanti nella zona, che sono rimasti sgomenti dinanzi a questo episodio. Ne abbiamo intervistate alcuni. Lei dove si trovava? Io mi trovavo dopo il ponte
a monte del ponte dove c'è la semicurva, prima di arrivare al posteggio dell'Ikea. Ci trovavamo fermi lì e è sceso 1 o 2 macchine più avanti di dove eravamo noi. Dice: è venuto giù il ponte. Io guardo e fra la polvere, l'acqua e tutto qua non si vedeva niente. Poi alla fine siamo riusciti a vedere il ponte, non c'è più. Dicevo, quello lì è matto. Poi gli dico a mia moglie: guarda un po', è venuto giù davvero. È una tragedia immane che ripeto, nessuno avrebbe mai immaginato. Per Genova questo ponte era un simbolo, anche un vanto per la città, oltre a tutte le altre cose. E vederlo così crollato lascia veramente dell'amaro. È la 4ª notte che siete impegnati? È la 4ª notte, sì, sono stati un impegno ininterrotto, abbiamo garantito anche supporto psicologico H24, sia al campo, quindi qua per i soccorritori, sia ai familiari delle vittime che erano in attesa, sia alla famiglia appunto che da 4 giorni non ha lasciato il campo, sia alle persone che sono state, quindi si sono trasferite all'obitorio, al pronto soccorso, in attesa appunto di notizie dei loro familiari. Ci sarà poi il nostro impegno futuro nei prossimi giorni per supporto quindi ai soccorritori che si sono duramente impegnati nel recupero delle salme durante la gestione di questo soccorso, e poi continueremo un lavoro anche seguiremo in un progetto un po' più a lungo termine le persone sfollate. Domani mattina nella chiesa di Santa Sabina a Trigoso, durante la Santa Messa delle 10, ci sarà una particolare intenzione di preghiera in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi, in particolare della famiglia di Pinerolo, padre, madre, 2 figli che si trovavano a transitare sul viadotto della 10 per raggiungere la frazione di Sestri Levante, dove avrebbero dovuto trascorrere alcune giornate di vacanza. E il Tigullio questa mattina si è fermato per 15 minuti per ricordare le vittime del crollo e per commemorare la loro memoria. Le campane delle chiese del centro hanno suonato in segno di lutto, invitando ad un momento di riflessione. Vediamo. Il suono delle campane, le serrande abbassate, le luci spente e tanta tristezza negli animi delle persone. Ci troviamo in piazza Mazzini a Chiavari, la piazza del mercato, dove per 15 minuti, dalle 11:30 alle 11:45, decine di commercianti hanno deciso di abbassare le serrande, chiudere, fare un momento di riflessione per ricordare tutte le numerose vittime della caduta del ponte Morandi a Genova. Qual è lo stato d'animo della città oggi? Morta. È molto brutto sostenere queste cose, questi incidenti, perché si possono pure evitare. Si possono pure evitare questi incidenti. E quindi siamo proprio giù di animo, ma tutti. Avete deciso di fare un momento di pausa, un momento di riflessione? Sì, ci vuole, per tutti quelli che hanno perso tanto, hanno perso la vita. Siamo tutti un po' tristi, molto scossi da questa situazione, da questa tragedia. Non ci voleva. Ma intanto di grande apprensione, di grande preoccupazione, non abbiamo creduto fino a quello che era successo nei primissimi momenti e nei primissimi atti. Poi le immagini hanno dato conferma di una notizia drammatica e ancora oggi siamo sicuramente in una situazione di confusione, di difficoltà di apprensione della notizia. E ora ritorniamo a collegarci con Genova, con il padiglione B della Fiera del Mare, dove si sono conclusi pochi minuti fa i solenni funerali di Stato presieduti dal cardinale Angelo Bagnasco. Vediamo pronto in postazione Roberto Costa con Don Silvio Grilli. Allora subito la linea a Genova, a te Roberto. Pomeriggio, sai cosa c'è?
Sì, Cristina, un saluto a tutti i telespettatori. Siamo in diretta, appena terminata la cerimonia, appunto con Don Silvio Grilli, direttore del Cittadino di Genova. Una grande commozione e una grande partecipazione. Una partecipazione più ampia delle attese. Questo immenso padiglione della Fiera di Genova era stracolmo di persone, di autorità civili, religiose, militari, non soltanto di livello genovese ma ligure e nazionale. C'era, si può dire, la Liguria con tanti sindaci, ma c'era soprattutto il Capo dello Stato. È stata una celebrazione di carattere nazionale, perché questo non è un evento che colpisce ancora una volta Genova in modo così tragico, ma è stata una ferita che ha riguardato tutto il nostro Paese. È per questo che la celebrazione ha avuto un significato, possiamo dire, tranquillamente nazionale. Anche il cardinale Angelo Bagnasco diceva una ferita profonda, qualsiasi parola umana, seppur sincera, è poca cosa di fronte a questa tragedia. Sì, ha avuto parole davvero alte dal punto di vista del significato di ciò che stiamo celebrando, ma ha avuto soprattutto parole di consolazione per chi piange quanto è accaduto, e ha avuto infine ancora soprattutto parole di speranza, di fiducia. Aveva concluso così l'omelia: potremo costruire ponti nuovi e camminare insieme. Abbiamo bisogno di costruire ponti nei nostri cuori, nella nostra società, a livello di rapporti interpersonali, intersocietari, ma abbiamo soprattutto poi bisogno di costruire, oltre che ricostruire i ponti, quelli materiali, abbiamo bisogno di camminare insieme. Tra le righe era stato fortissimo l'appello a camminare insieme, cioè a smetterla con tutte le divisioni di parte inutili, portatrici soltanto di sapori, di odio, di contrapposizioni. Bisogna rimboccarsi le maniche e guardare al bene della società, quello concreto, e metterci tutti insieme a realizzarlo. Questa mattina la celebrazione, soprattutto prima dell'inizio, ha avuto tanti applausi, soprattutto alle persone che in questi giorni hanno lavorato. Sì, in particolare a quelli che si sono adoperati a livello di sostegno materiale alle vittime, ai familiari delle vittime, in particolare i Vigili del Fuoco hanno ricevuto un grandissimo applauso. Queste categorie di persone che operano a livello sociale sono la parte migliore probabilmente del nostro mondo, della nostra società, e oggi hanno ricevuto un plauso evidente e meritato. Ritornando un attimino all'omelia, che hai già accennato qualcosa, ho segnato un pensiero quando diceva: tanto più ci sentiamo deboli, tanto più sentiamo che i legami umani ci sono necessari. È proprio una dimostrazione questo fatto. Lui ha voluto dire a noi che il Signore non ci abbandona, che il volto del Signore c'è sempre vicino, anche se noi non ne siamo capaci di coglierne il senso. Ma ci ha insegnato anche quest'omelia che il volto del Signore siamo ciascuno di noi, con la nostra solidarietà, il nostro cuore, il nostro amore. Dio si manifesta ai credenti e ai non credenti attraverso l'amore e la generosità di coloro che mettono la loro vita a disposizione degli altri. Concludendo, Genova però non si arrende. No, perché ci è abituata alle sciagure Genova. Abbiamo avuto tante alluvioni, abbiamo avuto disgrazie come quella del Mologiano, adesso quest'altra immane tragedia. I genovesi sono feriti, ma non siamo sconfitti, non siamo persone che si lasciano andare, dobbiamo reagire e sicuramente ne nascerà una Genova migliore. Ecco, la gente piano piano sta uscendo,
c'è stata veramente una partecipazione anche dei mezzi di comunicazione incredibile, sì, proprio a livello, possiamo dire, di tutto il mondo. Sì, nessuno è rimasto a casa e credo che questa celebrazione possa essere un monito anche per noi del mondo della comunicazione. Dobbiamo domandarci di fronte a queste tragedie qual è il compito dei mass media: seminare discordia, odio, accusare gli altri, fare della partigianeria, oppure creare solidarietà, cercare la verità, denunciare il male, gli errori, ma porsi anche noi del mondo della comunicazione con senso di responsabilità, altrimenti facciamo parte di un gioco diabolico che è quello di ferirci vicendevolmente e noi giornalisti non ci possiamo rendere strumento di queste battaglie. Tra l'altro questa mattina abbiamo visto proprio commentare su Sky TG24. Sì, abbiamo detto queste cose su Sky, sulla Rai. Io credo che tutti noi che siamo animati da buona volontà, credenti o non credenti, dobbiamo vivere questa buona volontà e farne uno strumento di bene per la nostra società. I mass media sono troppo importanti, sono decisivi, devono agire con correttezza e serietà e generosità e soprattutto con ricerca della verità. Grazie, ringraziamo Don Silvio Grilli, direttore del Cittadino di Genova. Cristina, ti restituisco la linea. Grazie Roberto Costa, grazie a Don Silvio e a Cristian Vogni che sono nella postazione genovese. Ora noi riprendiamo il nostro telegiornale con la pagina diocesana, andiamo a vedere sul nostro sito internet la notizia che oggi pomeriggio alle 18 nella chiesa dei frati Cappuccini di Viale Trapani a Chiavari sarà ordinato sacerdote il frate cappuccino Jean-Marc Bollo, di madre francese, padre di Moneglia. Jean-Marc ha vissuto la sua infanzia a Moneglia dove ha maturato la propria vocazione francescana, seguito dal parroco Don Daniele Minetti. Sotto la guida di padre Lorenzo Zamperin ha iniziato il cammino vocazionale. Nel 2011 ha emesso la professione temporanea, nel 2014 quella perpetua. Oggi sarà ordinato sacerdote dal vescovo di Lima, Monsignor Panizza Richero. E ora facciamo un passo indietro. La settimana trascorsa è stata caratterizzata dalle celebrazioni in onore di Nostra Signora Assunta. In Fontana Buona, nella frazione di Pezzonasca Mocconesi, Maria è venerata sotto il particolare titolo di Madonna dei Fiori. La festa si rinnova da 68 anni ed è legata ad un particolare voto fatto dagli abitanti della zona. Sentiamo. Nella casa tua io canto a te, Maria. La tradizione di celebrare la Madonna dei Fiori a Pezzonasca di Mocconesi trae la sua origine dal passato, da quando quell'area di fondovalle fertile e produttiva era interamente coltivata a fiori. Gli abitanti della zona affidarono a Maria le loro aspettative di raccolto chiedendo la protezione dalle intemperie. I miei antenati con quei signori che erano venuti, che sono stati i fondatori della festa, hanno detto facciamo una messa in questa cappelletta che la Madonna ci protegga dalle grandine. E di lì è nato, non si faceva niente, allora si faceva la messa e basta. Oggi il territorio e l'economia della valle sono radicalmente cambiati, ma è rimasta immutata la tradizione che si rinnova ogni anno in prossimità della solennità dell'Assunta, richiamando fedeli e sacerdoti anche dalle zone limitrofe. Da quando sono arrivato qui, ormai sono 23 anni e sono sempre venuto tutti gli anni dal primo anno. Una volta di più di ora, ma ancora adesso un po' si fanno questi scambi. Certo che siamo in pochi, magari uno viene anche pesante. Ma una volta quando c'erano più prete era una cosa abbastanza normale. Il fiore, che è simbolo di beltà, delicatezza, profumo, ha caratteristiche che richiamano la figura della Madre di Gesù. La messa, celebrata da Don Guido Perazzo, ha radunato molti fedeli di una vallata che ogni anno rinnova il suo voto a Maria, affidandole le fatiche del nostro tempo. Per la Fontana Buona chiediamo sicuramente uno sviluppo, che ne abbiamo bisogno. La Fontana Buona adesso avete visto che è tornata la statale, quindi si spera che venga migliorata.
se venga implementata, si parla del tunnel della Fontana Buona da anni, da 10 anni, speriamo che venga edificato e reso fruibile per tutte le persone che hanno bisogno e soprattutto per rivitalizzare le infrastrutture, le strade, le infrastrutture digitali sono fondamentali per rivalorizzare il nostro territorio, ma tutti i territori dell'entroterra. I problemi nascono nell'entroterra, poi si abbattono sulla costa. La parrocchia di San Rocco e San Gaetano a Campegli di Castiglione Chiavarese si appresta a celebrare la festa patronale di Sant'Elena. Domani mattina alle 9 la messa al santuario di Sant'Elena, alle 10 la processione sino alla chiesa parrocchiale dove alle 10:30 sarà celebrata la messa della comunità. Alle 17 il vespro, la processione e benedizione eucaristica. Lunedì alle 17 saranno ricordati durante la messa tutti i defunti della parrocchia. Seguirà la processione che dalla parrocchia giungerà al santuario di Sant'Elena dove ci sarà la benedizione con le reliquie della Santa. La comunità di San Massimo a Rapallo celebra domani il santo titolare, alle 10 la messa presieduta da Don Giuseppe Carpi, rettore del santuario di Sant'Antonio a Chiavari. Alle 17:30 i vespri la processione con l'arca del santo e i crocifissi. Al termine la riflessione e adorazione eucaristica. Lunedì giornata di ringraziamento, alle 19 la messa per dire grazie al Signore e pregare per benefattori e collaboratori defunti. Entra nel vivo il soggiorno estivo per 21 bambini ucraini provenienti dalla zona di Chernobyl che stanno trascorrendo un tempo di vacanza ospiti in famiglia del Tigullio. Per la loro accoglienza, oltre all'associazione Baia delle Favole e al comune di Sestri Levante, si stanno mobilitando numerose associazioni di volontariato ed enti. Sono 21 e saranno ospitati in famiglie del Tigullio sino al 27 agosto prossimo. Sono i bambini e ragazzi ucraini accolti anche quest'anno nel nostro territorio in uno scambio che si rinnova da quasi 20 anni. Ad organizzare il soggiorno estivo è l'associazione La Baia delle Favole che porta avanti una tradizione avviata dal compianto Don Michele Costa nell'immediatezza del disastro nucleare di Chernobyl. A tutt'oggi il periodo di vacanza nei comuni del comprensorio rappresenta, oltre che uno scambio umano e culturale importante, un'occasione di integrazione e di benessere. Vengono dalla regione di Poltava e dalle province limitrofe e sono 21. Poltava è una città che ha circa 350 km a est di Kiev, dalla capitale. Il comune capofila nell'accoglienza è Sestri Levante, dove i giovani ospiti possono ogni giorno frequentare i centri estivi comunali insieme ai bambini della città, giornate di mare, gite e giochi. Al termine di ogni giornata rientro in famiglia, che non esaurisce però l'agenda degli appuntamenti. La collaborazione stretta tra istituzioni e mondo del volontariato rende possibile e piacevole la vacanza per i bambini ucraini. È stato organizzato mediante la collaborazione, principale del comune di Sestri Levante. Però ci aiutano tantissimo anche le parrocchie, gli enti privati, commercianti, artigiani. Diciamo che dobbiamo dire un grazie grande a tutti coloro che ci aiutano in questa opera di solidarietà e di accoglienza. E principalmente, dopo Sestri Levante, le famiglie che ospitano i bambini. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi e poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti e le notizie sportive. L'apertura di Avvenire è dedicata alla giornata di lutto nazionale. Oggi funerali, il governo rompe con Autostrade, via la concessione, Genova l'ipotesi del cedimento di uno stallo dietro il crollo del ponte, tante famiglie scelgono le esequie private ed esplode l'amarezza. E più sotto la fotonotizia, porti di nuovo chiusi, costretta in mare anche la Guardia Costiera, bloccata la 18 con a bordo 177 persone soccorse. Più in alto i temi approfonditi da Avvenire, reportage Damasco Capitale in cerca di normalità a tutti i costi, emergenza nello stato del Kerala, la India, la peggiore alluvione da 100 anni fa più 300 morti, 230.000 sfollati e ancora razzismo in Calabria e Sicilia, altri episodi di intolleranza. All'interno del quotidiano Cattolico l'approfondimento, la comunità che salva gli ultimi ai piedi dell'Etna, tra chi si fa carico delle nuove povertà, Giuseppe Messina, fondatore dell'Oasi della Divina Provvidenza,
accoglie disabili psichici e fisici, ex alcolisti, profughi, giovani detenuti. L'unica medicina che diamo è l'amore. E a fondo pagina un richiamo ai funerali di Rita Borsellino, il Vangelo e l'addio di Palermo, l'orefice, siamo più soli. Andiamo sulle prime pagine del secolo XIX, autostrade linea dura del governo, chiesto lo stop alla concessione, intervista a Toninelli, scambi di favori tra la vecchia politica e i potentati economici, Bagnasco, Genova non resti isolata. E poi i volontari che restituiscono la speranza agli sfollati, vediamo questa fotonotizia che mostra alcune volontarie che intrattengono i bambini che hanno dovuto abbandonare la loro abitazione. Dalle pagine interne le parole del cardinale Bagnasco, non bisogna scoraggiarsi, la città saprà rialzarsi ancora. E dalle pagine del Levante il dolore senza fine per il fratello Henry, su quel ponte è morta una porta di me, parla Emanuel arrivato dalla Colombia per il funerale del fratello deceduto appunto nel crollo del ponte. Ancora serrande giù e luci spente, oggi preghiera, rintocchi a lutto, la Riviera si unisce al cordoglio delle famiglie colpite dal dramma del viadotto, sindaci in trasferta nel capoluogo per partecipare ai funerali di Stato. E andiamo ora sulla cronaca locale con la strada delle gallerie di Moneglia che sono sottoposte ad un esame generale dopo la voragine che si è aperta l'altro ieri, la chiusura del collegamento, nuovi controlli dei comuni di Sestri e Moneglia. E ora torniamo sull'argomento di apertura, ovvero la giornata di lutto cittadino, ma anche le iniziative che si stanno muovendo per aiutare le persone che si trovano al di fuori della loro abitazione dopo il crollo del ponte Morandi in Val Polcevera. Andiamo in redazione dove c'è per noi oggi Francesca Caporello. Sì, grazie Cristina, buongiorno a tutti. Come dicevi, Confedilizia, per dimostrare in modo concreto la vicinanza alle famiglie sfollate a seguito del crollo del ponte Morandi a Genova, propone una serie di iniziative per aiutare le persone costrette a lasciare le proprie case. L'iniziativa più rilevante sta nella proposta al Comune di Genova di una convenzione per costruire a coloro che siano proprietari di abitazioni non occupate di darle in locazione in via transitoria al Comune a canoni agevolati affinché quest'ultimo le possa mettere a disposizione delle famiglie sfollate. Inoltre presso la Confedilizia di Genova sarà aperta una sottoscrizione finalizzata a raccogliere fondi da devolvere alle famiglie delle vittime del crollo e degli abitanti delle case evacuate. E dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Grazie, dicevamo oggi è la giornata del lutto nazionale in segno di partecipazione. La Polisportiva Arenella ha deciso di posticipare a domani la serata gastronomica che era prevista a Cavi per questa sera. L'appuntamento dunque domani alle 20 con lo stesso programma. Anche i comuni di Sestri Levante e Zoagli aderiscono a questo momento di riflessione sospendendo tutte le manifestazioni. Sestri Levante espone le bandiere a mezz'asta, serrande abbassate negli esercizi commerciali in coincidenza con i funerali delle vittime del crollo e per tutta la giornata sarà sospesa ogni attività di spettacolo e intrattenimento. Sospese anche tutte le manifestazioni sino a lunedì compreso nel comune di Zoagli. In occasione della giornata di lutto nazionale sono state sospese anche alcune partite di calcio. Per la Serie A non scenderanno in campo Genoa e Sampdoria, sospesi gli altri campionati. La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D in programma per la fine della settimana. In particolare la Lega Dilettanti si stringe attorno al ricordo di Marius Dierri, 22enne, di origine albanese, attaccante e più giovane calciatore del Campi Corniglianese, società del campionato di seconda categoria ligure, tragicamente scomparso sotto le macerie del ponte. Sospesa anche l'attività giovanile della Virtus Entella, fatta eccezione per le squadre impegnate fuori regione. La Virtus Entella, ricordiamo, scenderà in campo domani a sostegno di Genova. Alle 20:30 allo Stadio Comunale di Chiavari si svolgerà una partita amichevole con l'Albissola. L'ingresso allo stadio sarà gratuito. Nel pre-gara verrà presentata la squadra che indosserà la maglietta con la scritta Genova rialzati. Le magliette di tutta la rosa saranno poi messe all'asta online e l'intero ricavato, insieme ad una raccolta volontaria che verrà effettuata all'ingresso dei settori tribuna e gradinata sud, sarà destinato alle famiglie sfollate dopo il crollo del ponte Morandi. E in tema di sport, di calcio e di Entella,
La società Virtus Entella ha ufficialmente presentato la richiesta di ammissione come 20ª squadra al campionato di Serie B 2018-2019 con una lettera indirizzata alla Federazione, al Comitato Olimpico, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico. Il presidente Antonio Gozzi sottopone al vaglio degli interessati una serie di considerazioni affinché venga presa in considerazione la richiesta. In particolare si fa riferimento all'anomalia che un campionato a 19 squadre rappresenterebbe per la regolarità delle competizioni e sul fatto che la Virtus Entella SRL sia la migliore delle retrocesse del campionato di Serie B e di quello di Serie C. Si conclude così questa edizione del telegiornale. L'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 con Tigullio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.